C'è proprio odore di Spagna. Aiuto. Vabbè raga, super carino. Ora esploriamo un po'. Ovviamente Federico fa le foto alle case. E ora esploriamo un po' il paesaje. Allora, che dire, siamo arrivati e... non lo so, dobbiamo ancora esplorare un pochino. Adesso andiamo a fare il check-in. Vi faremo vedere la camera. Mi sono totalmente dimenticato di registrare. Comunque siamo stati al McDonald's per assaggiare qualcosa di tipico ovviamente, ma abbiamo mangiato qualcosa di tipico anche qua, perché comunque non c'è praticamente niente delle cose che ci sono in Italia se non le patatine con il cheddar e il bacon. Quindi quelle sono state prese perché volevamo andare sul sicuro, e poi un altro panino. Per il resto non lo so, volevamo mangiare qualche tapas, qualcosa al di fuori del McDonald's, però non abbiamo trovato niente perché siamo nel centro e ci sono solo negozi. Quindi niente, adesso andremo a vedere un po' qualcosa. Eccomi, siamo nella piazza principale. Non so se qualcuno sia venuto, ma questa è la piazza principale. E c'è un orso. Lì, un orso. Non so neanche se questa sia la piazza principale. Non lo sappiamo se questa è la piazza principale, però sappiamo con sicurezza che c'è un orso. sì, bellissimo. Ciao, ti amo. Allora, stiamo provando per la prima volta la macchina fotografica analogica di Federico. Non ho la minima idea di come funzioni, quindi ora lo scopriremo. Perché abbiamo trovato questa chiesa, appunto, che abbiamo appena fatto vedere nel video precedente. È verticale, Così. Quanto è aesthetic? Troppo. Non le mie dita. Allora, siamo arrivati qua perché È il mercato centrale. è il mercato centrale. Peccato che da fuori sembra aperto, nel senso che si vedono le lucine e tutto quanto. Poi arrivi alle diverse porte generali ed è tutto chiuso. Quindi io non riesco a capire se c'è un'altra entrata oppure no. Però da dentro si vedono le lucine. Quindi mercato, ah, non vedi che c'è la gente che cammina? No, per forza. Magari c'è un'altra entrata. Proviamo. Nel mentre qua c'è un'altra piazza. E lui che fa le foto. Allora, siamo in questo posto che Federico ha gentilmente trovato. Gratis. Gratis. E si chiama... E non lo so leggere il catalano. Yonja della Seda. La via della seta. Non lo sappiamo leggere, quindi guardate il link. Comunque è un posto in cui in antichità facevano la seta, producevano la seta. No. Era uno degli snodi principali della via della seta. Ok, qui c'è un giardino. E lì è l'uscita. No, sei proprio andato Angelo tu. No, adesso entriamo e vediamo un po' cosa tutto c'è. Scusate il powerbank. Ok, allora abbiamo scoperto questa postazione fantastica con questa luce tipo mega galattica e devo assolutamente fare una foto. Saliamo al piano di su
E qui c'è, oltre a Federico, c'è anche il giardino con tutti i mandarini, che qui sono letteralmente ovunque. Allora, abbiamo scoperto che il centro di Valencia non è poi così grande, quindi siamo riusciti a vedere tutto quello che dovevamo vedere in pochissimo tempo. A questo punto non ci rimane che girare i negozi. Non lo so, adesso andremo da Zara perché... Sì, perché le altre zone le abbiamo già prenotate per i prossimi giorni, quindi... l'unico centro che c'è l'abbiamo visto tutto. Sì, dal punto di vista più storico-artistico, quindi ora ci manca solo il punto di vista dello shopping. Quindi adesso andiamo a visitare Zara, che ce n'è uno ogni 10 E metri. poi è pieno di negozi vintage in cui dobbiamo assolutamente entrare. Siamo già stati in 2 e c'erano un sacco di cose carine. Siamo entrati in questo posto che si chiama Aleop ed è il Tiger spagnolo e c'è letteralmente ogni 10 metri ovunque in Spagna ed è bellissimo perché ci sono un sacco di cose, solo che costano tipo il triplo rispetto a quanto costano in Italia. Alla fine siamo tornati prestissimo e ci siamo messi a guardare ovviamente la finale di Sanremo. A domani. Allora, giornata 2 perché ieri eravamo distrutti e siamo tornati a casa a guardare Sanremo come avete visto dalla clip precedente. Oggi è una nuova giornata e siamo arrivati all'Oceanographic. Sì, è giusto. E abbiamo tutta la visita, tutta la giornata qui. Guardate, spaziale gigante. Eccoci, siamo arrivati, credo, perché non sappiamo esattamente dove stiamo andando. Però adesso facciamo un giro e esploriamo un po' la zona. Siamo appena entrati e ora capiamo un po' la direzione, poi vediamo un po'. Ci sono un sacco di esposizioni che tu puoi tastare e niente, vediamo un po' cosa ci riserva questa visita. Se riusciamo a capire dove si entra magari. Esatto. Abbiamo trovato questa esposizione, adesso vediamo quali insetti possiamo trovare. I formighe, Oddio, un formicaio. Quali insetti possiamo trovare? Ho appena trovato la mia parte preferita di questo museo. Non abbiamo ben capito questa cosa, cioè siamo letteralmente soli in mezzo a... I topi. sì, in mezzo ai topi. Siamo un po' Non c'è disorientati. letteralmente niente e nessuno. Quindi non stiamo ben capendo questa situazione. Sto per entrare in questo luogo super specchiato, tipo un labirinto, e ho molta paura di sbattere da qualche parte. Oddio. Ora aspetto Federico è dentro. Ah, ma è super semplice, cioè basta guardare il pavimento e è più difficile quello di Milano. C'è il museo dove ci sono tutti questi specchi e ci sbatti per forza. Boh raga, un po' deludente. Questo è una specie di esperimento in cui tu odori e poi devi indovinare fra tutte queste cose che ci sono. Abbiamo visto un po' di cose all'interno del museo e adesso abbiamo finito, cerchiamo un posto per mangiare e poi andiamo qui che è l'acquario tipo. L'oceanografico. L'oceanografico. E niente, molto bello. Stiamo entrando all'Oceanographic, ossia una specie di acquario. Infatti potrete vedere che mi cade il telefono dentro La vasca delle razze. Sono sparetti. Adoro. Vabbè, ma io adoro. Ma io adoro. Siamo entrati in questo tunnel che è letteralmente lunghissimo. E niente, ci sono tutti i pesci. Troppo bellino. No raga, io urlando per questo, ma stai scherzando? C'è con la faccia. Abbiamo visto un po' tutto l'acquario, tutte le cose, i delfini, gli squali, le tartarughe e tutto. E adesso stiamo entrando al cinema 4D perché è un'esperienza molto figa che io avevo già fatto, ma lui no. Quindi ora proviamo a vedere se ci sono biglietti. No, sono anche fighi.
Allora, il film è appena terminato. Film, vabbè. Sì, film, oddio, era una specie di documentario di tipo Documentario. 10-15 minuti. E sì, dai, è stato abbastanza carino. Si valeva i suoi 3 euro. Eccoci, abbiamo fatto una pausa merenda. Adoro. Siamo qui in una bolla, non lo so, e ci hanno dato questa cosa e non so che cosa sia esattamente, quindi ora lo scopriremo. Ok, non chiedetemi che cosa sta succedendo. Non chiedetemi cosa sta succedendo. Questo è il risultato. Non so cosa deve succedere. Lo scopriremo fra un po'. Ok, abbiamo finito la visita, adesso andiamo un po' a casa per riposarci un attimo e dopo cerchiamo un posto per cenare. Buongiorno, giorno 3. Ieri siamo collassati dopo aver cenato, non ricordo neanche di aver fatto qualche clip, vero? No? Non lo so. Oggi ci dividiamo la giornata, nel senso che la mattina andiamo al mare, nella spiaggia, poi pranziamo qui nella zona in centro e poi ci dirigiamo verso il bioparco. Siamo appena arrivati in spiaggia, cioè al mare. Non so se si senta qualcosa perché c'è vento, però prima di arrivare dove c'è il mare abbiamo fatto tipo 18 km di spiaggia. Quindi qua d'estate non deve essere una buona cosa venire. E niente, ora facciamo un giro e poi capiamo dove mangiare a pranzo. Sono sparito nuovamente, ma abbiamo pranzato con questo panino super super buono. E adesso ci stiamo dirigendo verso il bioparco in cui ci sono tutti gli animali. Siamo appena arrivati. Adesso facciamo vedere i biglietti e vediamo un attimo cosa possiamo trovare all'interno. Strabello. Ci hanno appena consegnato questa mappa, così ci orientiamo un po' e capiamo dove andare. Nel mentre siamo sul ponticello. Adesso proviamo ad andare in Madagascar, dove ci sono le scimmiette e se ne trovassi una potrei letteralmente urlare. Eccoci, ci siamo. No, se trovo qualche scimmia io urlo. Ok, c'era questa porta chiusa, non mi sembra molto sicuro ma c'è scritto push, quindi noi pushiamo. Oddio santo. Andiamo? Bene. Non c'è niente. Non so se vedete cosa ci potrebbe essere qua. Non so se vedete cosa ho in testa. No vabbè. No vabbè. Spero non mi caghino in testa e spero che non mi cadino in testa. No vabbè. Io potrei urlare molto. No vabbè. Ma io mi potrei sentire un po' male. No vabbè. No vabbè. Dopo questa sono certo di voler morire in pace. Cioè. Oh vabbè. Wow, guarda quanto ho voglia di uccidermi. Finalmente è arrivata la mia morte, perché cioè non so se... No vabbè. No vabbè. Quanto è bello. Guardate che carini. Bellino. Qui ci sono le giraffe perché siamo nella savana. Comunque la quantità di italiani che c'è qua è spaventosa. Cioè, un baby elephant. Non so cosa sia e non so se voglio usarla. No, sì, ora lo scopriremo. Lui nel mentre fa 18 foto al minuto, perché qui ci sono un video. Guardate che belline. Abbiamo finito la nostra visita. Niente, adesso torniamo in centro e cerchiamo qualcosa da fare.
Allora, ovviamente mi sono dimenticato di registrare tutta la sera. Ci siamo fermati al punto in cui stavamo per tornare in centro città per fare un giretto e mi cadono gli occhiali. E niente, quindi siamo tornati in centro città, abbiamo fatto una buona merenda con questa cosa che non so neanche se posso mettere perché probabilmente me lo banneranno, però non fa niente. E dopo siamo andati a fare una passeggiata e siamo entrati in una specie di rinascente spagnola, non lo so, che è il Corte Inglés, che in realtà non è solo una in tutta la città come in Italia, ma ce ne sono più sparse, più piccole, più grandi, eccetera eccetera. Quindi ovviamente ci siamo dedicati allo shopping e ora vi farò vedere che cosa abbiamo preso. Allora, partiamo prima con quello che ho preso io e poi con quello che ha preso Federico. Allora, io ho preso questo, è una felpa di Lacoste. Non era prevista, ma c'era il 40% di sconto, quindi ho detto why not? Oh mio Dio, cade tutto. Ok, ora ve la faccio vedere, è molto semplice, è una collezione nuova in realtà perché non l'ho vista tanto. È blu, ha il logo classico di Lacoste e nelle maniche ha questa banda con le scritte Lacoste con il coccodrillo. Invece Federico ha preso una felpa di Polo Ralph Lauren ed è così, anche questa molto semplice, ha semplicemente il cappuccio, i laccetti bianchi e il logo rosso, una semplice felpa di Ralph Lauren. E niente, questo è stato il nostro shopping, quindi fra una mezz'oretta, ventina di minuti riusciamo e cerchiamo un posto in cui mangiare perché Federico vuole assolutamente provare la paella. Allora, siamo qui, stiamo decidendo un po' cosa prendere e qui ho visto una bella carbonara con panna, origano e altre cose che non voglio sapere. Buongiorno, giorno 4 e ultimo, abbiamo appena fatto il check-out. Abbiamo messo tutto in valigia e ce ne siamo andati. Adesso penso andremo a fare colazione, poi faremo un ultimo giro qui in centro, mangiamo e poi ci dirigiamo in aeroporto perché alle 6 c'è il nostro volo, quindi oggi si torna a Milano. Inutile, non imparerò mai a fare i video quando mangio, quando faccio le cose, cioè racconto solo quello che faccio dopo averlo fatto. Comunque abbiamo mangiato i churros, guardate che buoni. E penso sia stata la migliore cioccolata che io abbia mai mangiato in vita mia. Buonissimo. E niente, quindi adesso aspettiamo un po' e poi andremo a pranzo al mercato centrale e lì forse mi ricorderò di fare qualche video. Alla fine abbiamo trovato la torre in cui dovevamo salire ieri e ci siamo saliti fino in fondo, ma ovviamente come ho detto prima mi dimentico sempre di registrare, quindi non ho fatto il video. Siamo appena entrati. Adesso ci facciamo un giro e capiamo un po' cosa mangiare, dove mangiare e tutto quanto. E mentre lui fa le foto. È pienissimo di frutta e verdura, formaggi, carne e ovviamente il jamon, quindi il prosciutto crudo. E adesso stiamo cercando un panino col prosciutto crudo, vediamo se riusciamo a trovarlo. E nel mentre abbiamo trovato anche un po' di souvenir per la nostra famiglia. Siamo riusciti a trovare il nostro pranzo, ovvero i bocadillos de jamón ibérico. E dopo 4 giorni ci è venuto in mente che quando si saluta qualcuno per andare via si dice adios, che non era così difficile. E noi abbiamo sempre sorriso tipo abbiamo passato 3 giorni a fare così quando uscivamo perché non sapevamo cosa dire. Che stupidi. E adesso abbiamo visto anche qualche crocchetta, ora siamo nella zona pesce. Si sente. E adesso fra un po' usciamo e mangiamo il nostro bocadillo. Allora abbiamo preso questo bocadillo col jamon iberico e l'ho assaggiato ed è letteralmente la morte. Un cinese mi sta guardando male. So l'experience è terminata, siamo appena andati via dalla piazza principale e adesso ci dirigiamo verso l'aeroporto. 1 perché ci stiamo congelando, 2 perché fra 2 orette c'è il nostro volo. È letteralmente assurdo che non ci sia un spagnolo, cioè sono tutti letteralmente italiani. Adesso facciamo i controlli. Siamo in aeroporto e finalmente stiamo per partire e tornare a Milano.
siamo arrivati a Milano e ci siamo fermati un po' per mangiare perché a casa non avevamo più niente. Niente, questo è il nostro San Valentino perché oggi non abbiamo fatto nient'altro. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo a casa. Finalmente siamo tornati a casa, ci siamo sistemati un po', abbiamo messo il pigiama. Finalmente siamo arrivati alla fine di questo video. Ho fatto almeno 200 clip, se non di più, quindi adesso metterò tutto nel computer e mi metterò un po' a editarlo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì fatemelo sapere, se avete domande su Valencia fatemelo ovviamente nei commenti che io risponderò. Adesso io vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!